bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Condanna confermata per l'ex presidente della Sicilia, Raffaele Lombardo, che dovrà risarcire le casse della regione di 52.000 euro. Inammissibile per i giudici delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione il ricorso. La condanna al risarcimento arriva non soltanto per la nomina ma anche per la successiva riconferma di Patrizia Monterosso a segretario generale dell'ente. Entrambe le operazioni sono state ritenute illecite. Non ce l'ha fatta Vincenzo Salemi, originario di Riesi, il pensionato investito ieri da un tir lungo via Venezia a Gela. Le condizioni dell'uomo erano apparse sin da subito serie. I sanitari del 118 avevano richiesto l'elisoccorso per il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove si trovava ricoverato. I carabinieri della compagnia di Modica hanno arrestato un 38enne rosolinese e sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora un 32enne pozzallese, entrambi coinvolti nelle attività criminali nell'ambito dell'operazione The Family, che ha portato all'arresto di 5 soggetti. I due conviventi davano il proprio contributo anche economico alle attività illecite della famiglia, interfacciandosi telefonicamente in prima persona con corrieri e fornitori di droga. Sono 11 gli indagati nel procedimento penale aperto dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per l'incendio dello scorso 15 maggio a Stromboli, sul set della fiction sulla protezione civile, e per la possibile connessione con l'erosione provocata dal nubifragio del 12 agosto che ha messo in ginocchio l'isola delle Eolie. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.